È stato ritrovato senza vita il corpo di Nicolas Cudini, il 26enne friulano, disperso dopo un incidente in mare avvenuto martedì vicino all'isola di Colón, a 47 km a sud di Cartagena de Indias in Colombia. Il giovane, originario di Pocenia, si trovava in vacanza in Sud America quando è rimasto vittima di un drammatico scontro in acqua. Il ragazzo da tempo si era trasferito negli Stati Uniti, dove frequentava l'Università di Santa Clara in California. Alle spalle aveva anche un passato da calciatore dilettante nelle file del Charlins Muzzane. Tornando alla cronaca, secondo la ricostruzione della Marina Militare colombiana, portata dai media locali, Nicolas stava guidando una moto d'acqua in compagnia di un connazionale quando il mezzo si è scontrato con un'imbarcazione in transito. Dopo l'impatto entrambi sono caduti in acqua, ma solo l'accompagnatore è riuscito a riemergere. Non vedendo riapparire Cudini, ha immediatamente chiesto aiuto. La Guardia Costiera è stata allertata alle 17 di lunedì, le 23 in Italia, e ha avviato le ricerche con l'unità di reazione rapida. Il corpo del giovane è stato infine recuperato dai marinai. Grande commozione e tristezza appena appresa la notizia a Pocenia. Le parole del sindaco Deborah Furlan. Crea dolore in tutta la comunità, naturalmente, no? Nicolas era conosciuto da tutti, da noi, è un ragazzo che, insomma, anch'io personalmente lo conoscevo tanto bene. E abbiamo le notizie che, insomma, avete un po' tutti. Quello che sappiamo è che la mamma ha preso dell'incidente, è subito partita per la Colombia, prima ancora di avere la notizia ovviamente del ritrovamento del corpo, e che pare che proprio in queste ore sia riuscita ad atterrare a Bogotà. Adesso non so, penso che stia raggiungendo il posto dove è avvenuto l'incidente.